Se il medico la prescrive vuol dire che c'è necessità. Se il medico la prescrive vuol dire che è appropriata. Se c'è l'indicazione della presunta patologia, a maggior ragione devono essere fatti, quindi noi siamo dalla parte dei pazienti e ovviamente anche dei medici, che devono avere una norma che li protegga proprio dalla medicina difensiva e li facciano lavorare in scienza e coscienza, ma soprattutto con serenità, finalizzando il proprio lavoro alla cura dei pazienti come dovrebbe essere. Se si vuole fare veramente un cerchio a protezione dei medici per farli lavorare serenamente, va fatta una norma, e questo è da tempo che lo dico, a protezione dei medici, che vada a delimitare effettivamente con legge quella che è l'appropriatezza. Partendo di lì effettivamente si riescono a scontornare quelli che sono i limiti dell'appropriatezza e dell'inappropriatezza. Facendo così, come sta facendo il governo per l'ennesima volta, tagliando 208 prestazioni in maniera lineare, tutto fa fuorché andare a beneficio dei pazienti.